Una notizia bomba è appena arrivata dal dietro le quinte di Napoli e promette di entusiasmare i tifosi per il futuro dell'attacco azzurro. Come sempre, siamo tornati con un altro aggiornamento speciale sul Napoli, portando le informazioni più recenti e rilevanti per chi vive ogni finestra di mercato come una finale di campionato. Se non sei ancora iscritto al canale, approfittane ora per iscriverti, lasciare quel like malizioso e attivare il campanellino, perché stanno arrivando grandi cose e vorrai seguire ogni passo. Oggi, il nome che agita i corridoi di Castel Volturno è Antonio Nusa, il giovane ala norvegese che è già nel mirino di Antonio Conte. Secondo informazioni esclusive di Sky Sport, Antonio Nusa, attualmente legato all'Ipsia, figura come una delle priorità assolute del direttore sportivo Giovanni Manna, che segue il talento del giocatore da almeno un anno. Ma ciò che ha attirato ancora di più l'attenzione della dirigenza napoletana è stata l'approvazione diretta dell'allenatore Antonio Conte, che vede in Nusa molto più di una promessa. Vede un giocatore tatticamente versatile e con il potenziale per sbloccare le partite. E non è un'esagerazione, Nusa, nonostante la giovane età, ha già dimostrato di essere un attaccante destro con la capacità di giocare su entrambi i lati del campo, scattare in velocità, tirare in porta e fornire assist decisivi. Secondo Sky, i contatti tra il Napoli e il Lipsia sono già stati avviati per capire i valori coinvolti nella trattativa. Ed è importante ricordare, il Napoli non sta comprando solo il presente, sta anche investendo in un futuro altamente promettente. Nusa si adatta perfettamente al profilo che la dirigenza sta cercando, giovane, talentuoso, offensivo e con margini di crescita. Per Antonio Conte, si tratta di un giocatore strategico per due motivi molto chiari. In primo luogo, la sua versatilità posizionale, che gli permette di adattarsi a diversi schemi di gioco, e in secondo luogo, la sua capacità di risolvere le partite con giocate individuali, qualcosa che pochi hanno nell'attuale rosa. Vale la pena sottolineare che, dopo l'imminente firma di Kevin De Bruyne, il Napoli sta accelerando per rafforzare altre aree della squadra. E il nome di Nusa potrebbe essere il prossimo a guadagnare risalto. Non sarebbe esagerato dire che, se la trattativa andrà in porto, i tifosi vedranno un nuovo talento di livello europeo vestire la maglia blu allo stadio Diego Armando Maradona. Il norvegese, che sta già attirando l'attenzione anche in altri grandi campionati, vede di buon occhio la possibilità di giocare sotto la guida di Conte, in una città appassionata e in una squadra che promette di lottare per i titoli su tutti i fronti. E ora, tifosi napoletani, è il vostro turno, cosa ne pensate di questo possibile ingaggio di Antonio Nusa? Pensate che abbia il profilo ideale per brillare nel Napoli? Raccontateci nei commenti da quale città ci state guardando e quale giocatore vi ha entusiasmato di più finora in questa finestra di mercato. E se vi piace questo tipo di contenuto diretto ed esclusivo, non dimenticate di lasciare un super grazie per rafforzare ancora di più il canale. Seguiamo insieme ogni passo di questa rivoluzione azzurra.